Amici bellini, bentornati. Ci siamo nello studio, avevo bisogno di staccare e vi ringrazio perché in molti avete visto anche il video volante di ieri dove si accennava alla possibile formazione. Oggi però il titolo deve essere per Giovanni Manna perché penso sia la notizia del giorno. Noi ci dobbiamo fare la simulazione, nel frattempo chiacchieriamo. Andiamo con dare il benvenuto a Maria Groot e a tutti i nuovi iscritti. Siete parecchi, io sono veramente fortunato e vi ringrazio. Un like aiuta a smuovere l'algoritmo, come sapete, e ci spostiamo senza dubbio nella situazione della partita, dove a questo punto io provo a utilizzare la formazione che spesso Sky qualche indiscrezione l'ha indovinata prima della partita. Ci portano Olivera al centro della difesa, come sappiamo, me lo scrivete anche in privato, ma ne abbiamo parlato tanto, che Olivera ha giocato in quella posizione spesso con Bielsa nella sua nazione. Questo però significa due cose, ma ne parla il mio cugino, insomma il mio gemello. Io adesso mi devo concentrare. Allora, amici bellini, le notizie del giorno, insomma, sono quelle che più o meno stanno girando. Prima di parlare di Manna, che ovviamente è un discorso anche di opinione. Uno vuole decidere cosa hai fatto tu, in cosa ti ha aiutato Conte, cosa tu avevi già stabilito. Ne parliamo. La notizia che sta tenendo banco in generale è per la questione di Lecce, di Atalanta-Lecce, che è stata spostata a domani sera, ma il Lecce dice, pare, stiamo leggendo, che fanno la rifinitura sì, ma non vogliono assolutamente, non si sentono ancora in grado di scendere in campo. E c'è stata solidarietà anche da parte dei tifosi dell'Atalanta, che hanno fatto girare un volantino dove, rispetto a certe cose, a certe tragedie, loro sono solidali con i tifosi del Lecce e con la squadra del Lecce, che non si sente di andare. Poi, se riflettiamo, tra Atalanta e Lecce, insomma, si può trovare uno spazio. L'Atalanta è uscita dalle coppe, poi è tutta una questione di capire quando poi il Lecce, perché ci riguarda in qualche modo, perché già stavo sentendo, se la sposti in un certo punto del campionato, poi dopo loro sono meno riposati rispetto a noi e quindi le polemiche non finiscono mai. Lo sapete, io su questa storia dei calendari sono molto neutrale. Cioè, già avevo stabilito che rimandare quella del Torino era un vantaggio per noi, senza alcun dubbio, e non c'è niente da dire. Visto che la prossima partita è sabato 3, proprio Lecce-Napoli, se la spostano in mezzo alla settimana, il Lecce ha uno svantaggio che sta chiedendo praticamente loro, cioè o la sposti dopo per non mettere in difficoltà la squadra, oppure uno svantaggio l'avranno. Da voci di corridoio si legge che si potrebbe provare a farla lunedì, quindi un altro giorno, e avere comunque almeno da lunedì a sabato per il Lecce per prepararsi per la partita col Napoli. Il Lecce sta in posizione di classifica difficile e se non si presentano si parla ovviamente di sconfitta 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione, quindi diventa drammatica la situazione. Vabbè. Dopodiché sono arrivati un po' di nomi, i soliti nomi di mercato che si fanno sempre. Si insiste sulla storia di sta qua, Orsolini. Orsecchiottolini, insomma, pare che il Napoli ci voglia provare seriamente. Si parla Orsolini somiglia un po' al nome di Berardi che ogni anno poi si fa e alla fine resta sempre Politano, padrone assoluto di quella fascia. Però ragioniamoci, perché il Napoli sicuramente è interessato a Beukema e quindi adesso è uscito fuori anche Ferguson, quindi il Napoli è interessato a tutto il Bologna. Ovviamente i giocatori del Bologna fanno gola, perché se dopo 2 anni continuano, nonostante un cambio di allenatore, a fare cose incredibili e a performare molto bene, è chiaro che sono osservati speciali. E mentre ieri Mirko Calemme ci diceva da non escludere la conferma di Marin a fine stagione, dobbiamo aprire la riflessione su Manna e su Conte, nel senso che questo premio che arriva a Manna, il miglior direttore sportivo d'Italia, ma nel senso,
va bene, voglio dire, se tu vai a guardare l'effetto dei giocatori comprati quest'anno sul campionato, sicuramente a livello proprio oggettivo Lukaku, tra le varie perplessità, comunque ti ha garantito un numero di gol e assist importante. McTominay è sicuramente stato forse l'impact player vero e proprio della Serie A. Tre voci di corridoio: se il Napoli dovesse non diciamo niente, McTominay potrebbe essere l'MVP, perché ecco, ovviamente ha avuto un impatto proprio, è un impatto fisico, un impatto reale sulle partite, i chilometri che fa, i gol che segna, insomma, è chiaro, no? Importantissimo. Poi si deve ragionare sugli altri acquisti. Gilmour bene, abbastanza bene. Spinazzola a momenti alterni, perché comunque fisicamente qualcosa l'ha patito. Idem se vai a vedere quanto ti è valso Neres, perché l'hai tenuto più fuori che dentro. Idem, grande acquisto quello di Buongiorno, ma l'hai tenuto molto infortunato. Lì non è responsabilità di Mann, onestamente. Però in questo premio non c'è effettivamente il mercato di gennaio, dove il Napoli si è oggettivamente indebolito, non solo a detta dei tifosi, degli addetti ai lavori o di Conte. È stato lo stesso Mann che ha detto: io avrei voluto fare di più, so che devo crescere, e che quindi poi Conte l'ha ribadito. Insomma, questo premio a Mann a me sa di anche di un'altra punzecchiatina a Conte, come a dire: di che ti lamenti, c'hai anche il miglior direttore sportivo, non ti puoi lamentare. Se arriva poi la conferma che domani Rafa Marin viene accantonato di nuovo, dopo che Conte ci aveva detto: tengo 4 centrali, 2 sono fuori, devono giocare gli altri 2. Se adesso non è una questione di adattare, perché Olivera lo può fare, ma comunque metti in campo entrambi i tuoi terzini, perché ti ritrovi con Olivera più centrale e Spinazzola sulla fascia. È chiaro che potrebbe anche somigliare a una difesa a 3 un pochino più sfalsata, e quindi là, se lo vuoi utilizzare come braccetto sinistro, ha più senso un Olivera rispetto a un Rafa Marin che magari col piede non suo potrebbe andare in difficoltà. Quindi sarà importante vedere le posizioni medie domani. Però salgono a questo punto, secondo me, le quotazioni di Raspadori in campo. Poi la riflessione è che non hai quel quid per cambiare la partita in corso se le cose non vanno bene. Però sappiamo anche che il Napoli vuole partire forte, di solito vuole partire forte e magari fare un gol subito per indirizzare la partita. E allora mi spiegherei tutto questo. Preferirei un 4-2-3-1, leggerlo così, ma alla fine cambia pochissimo. E quindi se Rafa Marin va di nuovo in panchina, una riflessione, perché quello sicuramente non l'ha chiesto Conte, è stato il primo acquisto di Mann, e lì una riflessione va fatta, onestamente. Secondo me non è proprio il male assoluto Rafa Marin, deve avere anche modo di giocare, perché altrimenti come lo giudichi sto ragazzo? È giovane, non ha avuto continuità, anzi ha avuto pochissimi minuti. Conte ci ha anche risposto: io devo vincere le partite, non mi posso mettere a far crescere i giovani. Di conseguenza siamo talmente, ragazzi, agli sgoccioli che non si possono fare filosofie calcistiche, scelte per il futuro. Adesso il futuro è oggi, e quindi ogni partita non è una finale, ma è un dentro fuori. Cioè, nel senso, non alzi un trofeo, ma se non la vinci ti autoescludi dalla corsa, a meno che non facciamo veramente che non le vinci, entrambe non le vincono nessuna delle prossime 5, finiamo al 71 e facciamo comunque lo spareggio. Tutto può essere nel calcio, ma la vedo difficile. Altre notizie che arrivavano, insomma, Fabrizio Romano che continua a parlarci di Osimhen, e in pratica, ragazzi, sia Fabrizio Romano che Alfredo Perulà non hanno fatto... Si prova di sinistra! Altro che confermare quello che è stato il video di 3 giorni fa, dove si parlava di Anghissà, abbiamo parlato di Osimhen, abbiamo parlato dei movimenti di mercato del Napoli, dove Osimhen conferma, insomma, che lui vuole quell'ingaggio là, dove se lo deve andare a prendere, vuole quei soldi, e se deve andare in Arabia va in Arabia, ma
se la Premier non gli dà quei 10, adesso Fabrizio Romano parla di 12 addirittura, è capace che ci ritorna a casa e comunque non ci vuole stare. A me mi arrivano veramente ad ogni video di mercato la domanda: scusate, ma non si può rimanere con Osimhen, non te lo puoi tenere? È la sua volontà di non rimanere. Allora ritorniamo al discorso di poco prima: non si trattengono i giocatori che non vogliono rimanere, che non sono mentalizzati a rimanere. Non lo puoi fare, e stai parlando di uno che è quello più pagato, quasi il più pagato. Yes! A quel punto in Italia è il più pagato sicuramente del Napoli. Non lo puoi tenere in rosa se poi non fa quello che deve fare. Deve diventare la punta di diamante su cui tu costruisci la squadra intorno. Non può essere un comprimario, e quindi sono cose molto delicate. Il discorso dei minuti, che pure mi avete incalzato, ieri l'ho accennato: i 15.000 minuti non sono altro che un calcolo su ogni giocatore singolo sommato al numero dei minuti, insomma, delle squadre, quindi non ha proprio alcun senso. Sarebbero 157 partite in più, e non è così. Sicuramente l'Inter avrà fatto probabilmente 14 o 15 finora, e può arrivare a 17-18 partite più del Napoli, sicuramente sì, però hanno anche distribuito il minutaggio dei calciatori in base a quelle partite, tra sostituzioni e poi, chiamiamolo, turnover. Alla fine siamo lì come potenzialità e come stanchezza proprio di muscoli. Poi si parla degli infortuni, si può parlare di una serie di cose. Io non sento ricordare in giro che, è chiaro, se il Napoli non ha una partita infrasettimanale, non si calcolano i minuti. Maronna, mi raccomando. Però c'è un allenamento di Conte al posto di quella partita, che vale come minuti nelle gambe e vale anche come stress mentale, perché ce l'hanno detto tutti: giocatori che vomitano, stressati, non mi sono mai allenato così in vita mia. Quindi gli allenamenti di Conte forse sono più logoranti di una partita, dove tu là c'hai anche quell'adrenalina del risultato, c'hai l'avversario, quindi puoi andare sull'avversario, sui tuoi compagni magari non ci vai allo stesso modo, però devi performare, altrimenti Conte non ti vede. Insomma, sono una serie di cose che la fate facile voi che raccontate il calcio in questo modo. Secondo me non è così banale. E l'ultima cosa, insomma, che sta girando un pochino sui social è un video di due sul motorino che sono entrati nello stadio Maradona di notte e stavano scorrazzando, facendosi il video. Veramente non ho un termine per definirlo, perché altrimenti offenderei i padroni del termine, e quindi non posso utilizzare nessun titolo da tribù insomma di altri paesi. Troppo male, non si spiega proprio. Poi non diciamo in quale città, perché ricordiamo che i motorini sono stati lanciati dagli spalti di San Siro, quindi parliamo di Italia in generale, possiamo allargare al mondo in generale. Bello non è, sicuramente bello non è, non ci facciamo bella figura mai. Spero che non abbiano rovinato niente, che non siano andati proprio sul prato, proprio perché altrimenti andiamo veramente a 1001 notte. Cose evitabili, cose che non fanno altro che alimentare un racconto. Ma come Zapata, dai. E vabbè, Zapata vabbè, no, non vale. Non mi interessa alcunché. Posso accettare Gineitis che è squalificato e che gioca, ma Zapata no, abbia pazienza. Conto del tifoso, perché poi è come se fosse il tifo, ma non c'entra il tifo là. Possono essere tifosi di qualsiasi cosa, sono due vandali che entrano in un posto che deve stare chiuso, e non una roba incredibile. Ci sarà sicuramente dell'altro Beckett. No, vi dico di no. Ne possiamo parlare nei commenti. Io tengo molto da fare. Domani ovviamente non ci perdiamo la partita, non ci perdiamo la live. Io vi abbraccio e vi bacio. La simulazione avete visto, avete sentito, insomma, hanno provato ad imbrogliarci facendo giocare Gineitis. Mettiamo le cose in chiaro. Non vorrei proprio, dai.
tripletta, basta. Facendo giocare addirittura Zapata. Non esiste proprio. Il Napoli più forte anche di queste cose qua. Ed è importante. Ragazzi, questi sono gli sgoccioli, dobbiamo stare in campana e meno filosofia, più questo è il momento dei punti. Giocare bene, giocare male conta veramente poco adesso, lo dovevamo fare prima, adesso contano i punti e quindi speriamo di non scherzare. Un raspato, gente che tiene i gol nelle gambe, tutti dentro, e speriamo di farcela perché voglio coltivarlo questo sogno fino alla fine, poi dopo ne parliamo. Da New York, eccetera eccetera, i like, eccetera eccetera.